Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento quotidiano delle 12. Io compro Siciliano Live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Buon mercoledì 16 di dicembre e iniziamo nel nostro consueto modo e guardate un po' tutti insieme. Proprio questa mattina siamo arrivati ai 262.000 ed ora anche 11 e quindi a voi 262.000 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora, continuiamo a camminare velocemente. Oggi avremo con noi due ospiti d'eccezione, rimanete con noi perché parliamo di una grandissima artista, lei siciliana, è diciamo un punto di riferimento per quello che riguarda il musical theater, ha firmato tante regie, oltre ad essere regista una straordinaria anche attrice, organizzatrice di eventi ed ancora con la nostra Gisella Calì ci sarà anche Sebastiano Diamante. Sebastiano Diamante è giornalista, lui è un esperto in comunicazione, un grande appassionato di scrittura. Lui dice che la sua vita un po' poi è basata proprio sui tasti e mi è piaciuto e sarà proprio il nostro inizio. In una dichiarazione lui dice, la mia è un lavoro per passione e una passione per lavoro. Adesso fra poco faremo entrare i nostri ospiti, permettetemi come sempre di ricordarvi, siamo a qualche giorno dalle festività, collegatevi al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, sarà una piacevolissima Sicily Experience, un'esperienza Sicilia con i nostri prodotti, con le nostre eccellenze che potrete acquistare e portare direttamente a casa vostra. Sarà anche un simpatico regalo e come sempre diciamo partiamo prevalentemente da noi. Tanti appuntamenti importanti in queste settimane, sapete, oltre Io compro siciliano inserito nel percorso di studio all'Università di Messina con l'intervento dei nostri due founder manager Davide Morici e Giuseppe Giorgianni. Ancora abbiamo vissuto in questi mesi tante attenzioni da parte di Millionaire, da parte di Milano Finanza, ancora il Milano Urban che coinvolge 240 città nel mondo per portare avanti quella che è l'eccellenza dei prodotti del territorio, prodotti a chilometro zero ed ancora in questi mesi abbiamo voluto raccontare degli artisti, perché art is work, eh sì, ed è proprio attorno all'arte, la cultura e le tradizioni che portiamo avanti la nostra identità. Signore e signori, siamo felici di avere con noi oggi nel nostro live Gisella Calì e Sebastiano Diamante. Salve. Ciao Buongiorno. Catiuscia, buongiorno, grazie, grazie per averci invitato. Buongiorno, benvenuti, bentrovati. È un grandissimo piacere avere a casa nostra, nel popolo di Io Compro Siciliano, Gisella Calì e Sebastiano Diamante. Dovete sapere, mi piacerebbe cominciare questo racconto proprio da quello che è stato poi il nostro incontro quest'estate. Quest'estate Io Compro Siciliano, media partner esclusivo della 64esima edizione del Palio dei Normanni. Una grande particolarità, visto naturalmente il periodo, è stata quella di affiancare alla tradizione l'innovazione, perché Gisella Calì ha firmato la regia della rappresentazione, della drammatizzazione del Palio dei Normanni e mi piacerebbe, Gisella, partire da questo contributo video. Vediamo se riusciamo a collegarci dalla regia. Non arriva il video, va bene, allora lo raccontiamo noi. Quest'estate, quando noi siamo arrivati nella bellissima città di Piazza Armerina, abbiamo trovato un'atmosfera incredibile, eccezionale, perché Gisella è riuscita a portare in questo video che adesso vedremo, ma con questo spettacolo, come dicevamo, la drammatizzazione di un evento, tra l'altro importantissimo, 64esima edizione, un evento tra l'altro che coinvolgeva da sempre oltre 1000 figuranti, tantissimo pubblico che arrivava nella città da ogni parte della Sicilia, ma anche da ogni parte d'Italia.
Gisella riesce a darne una scrittura ed una visione registica assolutamente nuova. Gisella. Sì, beh, è stata un'impresa, però sono stata onorata di avere questo compito. In realtà sì, ho cominciato 2 anni fa, quindi in periodo non Covid ancora, e quindi era possibile immergersi nelle 600, oltre 600 comparse, oltre 80 cavalli, era qualcosa di maestoso, era Ben-Hur, io dicevo, ecco. Chiaramente è stato molto bello. Fino a quel momento la direzione del Palio dei Normanni era un po' affidata ai quartieri, che sono i protagonisti proprio di questa manifestazione, i 4 quartieri di Piazza Armerina. Ecco, poi volontà dell'amministrazione era quella di raccontare in maniera un pochino più ordinata queste magnifiche 3 giornate del Palio, che appunto vedono diversi momenti, dalla consegna delle armi, la consegna delle chiavi e poi la sfida, appunto la giostra. E allora abbiamo pensato proprio di scrivere una drammaturgia che non faceva altro che ordinare il materiale che in realtà in queste 64 edizioni si era venuto formando per tradizione, ecco, tramandando, ogni anno si arricchiva di nuovi elementi. Abbiamo affidato i ruoli principali a degli attori molto bravi, professionisti veramente molto in gamba, e quindi 2 anni fa abbiamo tentato di fare, devo dire felicemente, perché sono stata molto felice e ormai io mi sento piazzese, perché in realtà ho vissuto talmente tanto tempo lì con loro che mi sento insomma cittadina di piazza, e abbiamo creato questo racconto delle 3 giornate, ed era una versione appunto veramente distribuita in tutta la città, nei 4 quartieri, perché come ti dicevo c'erano oltre 600 comparse, oltre 80 cavalli, è stata veramente una manifestazione bellissima, stancantissima ma bellissima. Quest'anno c'era il Covid e quindi come si fa? Tutto quello che era il punto di forza di questa manifestazione, perché poi è la rievocazione storica più famosa del Sud Italia, che era appunto il punto di forza, era proprio la partecipazione della città, improvvisamente non potevamo fare assembramenti, e quindi abbiamo pensato di fare un racconto diverso, una sorta di docufilm dove appunto tradizione, racconto, abbiamo fatto adesso una ricerca, magari anche Sebi può parlare di questo, siamo stati sulle tracce di Ruggero il Normanno fino in Calabria, e abbiamo cercato appunto di creare questo docufilm che a breve poi uscirà, che racconta un po' cosa c'è di vero, cosa c'è di tradizione, quindi come si intrecciano storia e tradizione, e nello stesso tempo siamo riusciti a creare questo spettacolo in occasione del quale ci siamo conosciuti con il magnifico pubblico di Io Compro Siciliano, con Katiuska e tutto il team. Senti Gisella, mi avvisa la regia che abbiamo pronto il filmato, guardiamolo insieme. Meraviglioso, meraviglioso, devo dire che guardando queste immagini sono venute vive subito le emozioni vissute quest'estate. Sebastiano, la tua vita è scandita dai tasti ed è proprio così. Raccontaci. Se posso dire la mia per legarmi al tema del Palio dei Normanni e dare il mio contributo da dietro la scrivania. Secondo me, Gisella, tra parentesi, ho fatto parte dell'ufficio stampa del Palio per gli ultimi 2 anni. Gisella ha regalato a questo Palio emozione e magia, perché oltre alla passione che c'è nei piazzesi, ed è inconfutabile questa passione, questo legame viscerale che c'è tra i piazzesi e il Palio, e anche al folklore chiaramente. Però magari l'aspetto
emozionale di sbalordimento, ecco, magari mancava, e questo è stato l'elemento in più sia nel 2019 con il momento di rappresentazione che c'è stato tramite gli attori, insomma tramite la regia Gisella, che nel momento del 2020 ha purtroppo diciamo penalizzato il paio delle restrizioni Covid. Senti, Sebastiano, tu hai frequentato la palestra, diciamo così, utilizzando un termine quotidiano, la palestra del Giornale di Sicilia, dove tra l'altro tu tutt'oggi lavori, e poi tanti collaborazioni, tanto studio e, così come ti dicevo, e come detto poi all'inizio di puntata, mi è piaciuto molto leggere questa frase, ringraziando tra l'altro la nostra caporedattrice Marzia Monreale. Dice, per me il lavoro per passione, una passione per lavoro. Sì, perché la mia più grande passione da ragazzino era scrivere e leggere. Ho letto tantissimi libri. Il mio sogno era scrivere di calcio nella Gazzetta dello Sport. Ora, magari non ho fatto esattamente quello, ma ho fatto altro. Pian piano, grazie anche alla collaborazione iniziata da piccolissimo col Giornale di Sicilia, ho raccolto tante esperienze, tante informazioni che mi hanno portato dopo quasi 20 anni a scrivere in un quotidiano e a realizzare il mio sogno, e quindi fare di una passione un lavoro. E adesso arriviamo piano piano e a piccoli passi, sempre quest'estate, viaggiando in Sicilia, cercando di vivere quanto più possibile, visto appunto il periodo, a maggior ragione ci siamo goduti quello che noi abbiamo vicino e che alle volte magari non sembra, non ci facciamo quasi caso. E invece noi diciamo partiamo prevalentemente da noi. Allora quest'estate, viaggiando in Sicilia, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a Porto Palo di Capopassero. E sapete cosa è successo? Anche qui magia, perché abbiamo vissuto, direi non da spettatori, ma da protagonisti, Colapesce, la leggenda sull'isola. Cominciamo da Gisella. Sì, Colapesce era un progetto che avevo in mente da un po' di anni, perché in realtà io ho sempre guardato l'isola di Capopassero, ho sempre immaginato, sognato di poter realizzare qualcosa lì. E grazie alla squadra di Fiat Lux 2.0, appunto, che è questa produzione di Colapesce, finalmente quest'estate ci siamo riusciti. Volevo appunto che fosse teatro esperienziale, cioè che lo spettatore fosse immerso nella nostra storia, e quindi abbiamo raccontato un po' quella che è una famosissima leggenda, appunto la leggenda di Colapesce, ma in realtà abbiamo raccontato una pagina di storia siciliana importante legata alla rivoluzione che i Florio nelle Tonnare appunto hanno creato. In uno dei posti penso più magici che abbiamo in Sicilia, che è appunto, oggi la parola magia ritorna, non so, che è proprio la fortezza, questa fortezza spagnola su quest'isola incantevole, quindi circondati dal mare. Ho voluto farlo in un momento che poteva sembrare sbagliato, proprio perché nel frattempo era scoppiata questa pandemia. Eppure invece per certi versi è stato, appunto, da difficoltà a virtù, è stato anche una chiave di lettura ancora più che ci ha permesso ancora di più di centrare l'obiettivo. Gli attori erano molti di più, quindi è stato anche un impegno importante di produzione, però che ha permesso anche di ritornare a far lavorare tanti artisti che nel frattempo erano rimasti fermi durante la pandemia. Quindi abbiamo coinvolto tantissimi attori che, suddivisi proprio in questi quadri, permettevano questo passaggio del pubblico che invece diventava, come hai detto giustamente tu, non tanto spettatore ma proprio protagonista, era immerso in questo villaggio
e viveva queste sensazioni. Devo dire che è stato molto bello, un lavoro molto felice per tutta la compagnia, perché ci siamo veramente, abbiamo lavorato tanto, faticato tanto sotto il sole, ma siamo diventati una grandissima famiglia, una grandissima squadra, e per gli spettatori perché abbiamo ricevuto tantissime mail anche di ringraziamento, cioè, abbiamo capito che poi quando si creano sono alchimie che riescono, io dico sempre appunto, il teatro poi riesce a fare cose che noi umani nemmeno immaginiamo. È vero. Anche per quello che riguarda Colapesce, la leggenda sull'isola, abbiamo un contributo video, vediamo. Sì. Grandi, grandi, grandi emozioni e devo dire io ne sono assolutamente testimone. Senti Sebastiano, è importante continuare a studiare. Per esempio Gisella diceva poc'anzi che avete continuato a prendere informazioni, no? Per fare le ricostruzioni, anche per dare diverse chiavi di lettura è importante conoscere, quindi studiare, no Sebbi? Studiare è importante sempre e comunque. Chiaramente qui rimaniamo nel tema del palio perché abbiamo avviato un lavoro di approfondimento anche a livello storico del palio dei Normanni per accostarlo anche alla storia della nascita di Piazza Armerina. L'obiettivo chiaramente è quello di produrre un film documentario che potesse nascere dal legame profondo che c'è dei cittadini col palio, ma poi crescere e quindi dare anche regalare la storia che è della nascita di Piazza Armerina per i piazzesi. E siamo partiti dalla Calabria, siamo partiti da Mileto, che era considerata la capitale dei Normanni nel sud dell'Italia, per fare un viaggio bellissimo, chiaramente tra le cittadine calabresi, ma anche siciliane come Troina, come Cerami, per poi giungere e fare ritorno a Piazza Armerina. Senti Sebbi, tu hai coordinato alcuni uffici stampa, tra i quali quello del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Sì. Vogliamo parlarne? Tra l'altro Gisella è direttore artistico della sezione letteraria. Esatto. E beh, è una delle esperienze più belle della mia vita perché il festival è nato 20 anni fa a Marzamemi, un luogo per me molto caro, e quindi da ragazzino appassionato di film che si sedeva a terra in piazza Regina Margherita a guardare i film, poi diciamo che nel corso del tempo sono riuscito ad entrare nell'organizzazione di questa grande manifestazione e da 8 anni coordino assieme a degli altri colleghi il Festival del Cinema di Marzamemi. È sempre un'emozione particolare perché il festival ti fa, come dire, ti regala delle emozioni anche contestualizzate al borgo marinaro. Quindi... Senti, leggiamo qualche messaggio, perché sto vedendo qualche messaggio scritto da parte dei nostri amici. Abbiamo Salvo Buccheri, lui è un siciliano che vive in Francia, dice buongiorno Katiuska e ospiti, è sempre un piacere scoprire artisti siciliani e qui parliamo di eccellenze, caro Salvo. Abbiamo Gogol, Mauro Todaro, ambasciatore del sorriso, buongiorno, brava Gisella.
E quindi arrivano i complimenti per Gisella. Eccezionali risorse ed eccellenze del territorio, è proprio vero, Mauro, stiamo parlando di due ospiti di eccezione. Abbiamo Selina Alcala, lei invece è una francese che è venuta a Scoglitti qualche anno fa in visita in Sicilia ed è rimasta perché è appassionata proprio dalla nostra terra, dalle nostre tradizioni. Dice: buongiorno carissima Katiuska, sempre degli ospiti interessantissimi, ed è vero. Abbiamo sempre Selina che dice: caro Sebastiano, condivido il suo sentimento di scrivere e leggere per passione. Mi fa piacere sentire qualcuno ricordare alle persone che la scrittura può essere un lavoro, non solo una passione, e questo mondo ne ha bisogno più che mai. Grazie Selina, un bellissimo messaggio, Sebi, effettivamente. Come? Molto bello il messaggio. Sì. C'è Venera Scardaci, buongiorno a tutti, buon mercoledì, ciao Venera, grazie per essere con noi, il nostro amico il Faraone Palermo, buongiorno carissima amica Katia Scuzza, Gisella e Sebastiano altrettanto. La regia di Gisella è stata una magia, è spettacolare, veramente complimenti, quindi arrivano tanti complimenti. Gisella, c'è un altro regista che è Salvo Dolce che scrive: buongiorno a tutti, ciao caro Salvo, grazie per essere con noi. Ancora Salvo Algeri, ciao. Ancora il Faraone Palermo dice: Marzamemi è incantevole, ed è proprio vero. Senti Gisella, tu hai firmato tante regie, tanti successi, I Promessi Sposi, che sono stato poi record di presenze di spettatori. Save the Cottons, dove tra l'altro il protagonista era Raimondo Todaro, e poi sì, ancora Rent, che ha avuto standing ovation al Brancaccio di Roma, ed ancora Tango con Maglio Dovì. E oggi invece tu sei all'interno di un laboratorio, di una costumista, perché eri lì prima di iniziare la diretta già cosa stai preparando? Di una costumista meravigliosa che citiamo, che è Rosy Bellomia, che qui i teatranti conosciamo tutti, grandiosa. In questo momento infatti i miei attori stanno provando i costumi. Sì, stiamo provando un testo nuovo, un nuovo evento che speriamo di poter regalare al pubblico dal vivo a partire dalla prossima primavera, perché appunto questo è l'obiettivo, ma che avremo il piacere invece di presentare in diretta il 31 dicembre. Questa è proprio una novità, stiamo dando la notizia per la prima volta, chiedo a Sebastiano se lo possiamo fare, visto che lui è l'ufficio stampa, perché ancora non l'abbiamo fatto. Lo hai fatto. L'hai fatto, e quindi vai, prima che se ne penta. Proprio, esatto, non l'abbiamo ancora annunciato, però appunto sto cercando appunto di raccontare una storia bellissima, molto potente, un'altra storia siciliana che racconta di una donna siciliana realmente vissuta, che è Cassandra Politi. Una storia molto drammatica, ma nello stesso tempo interessante, appunto, che pone, ecco, lo sguardo sulla donna, secondo me, da un altro punto di vista. Adesso non voglio spoilerare tanto, però è una storia veramente molto bella, molto intensa, che racconteremo dall'interno del Palazzo Nicolacci di Noto. Noi scegliamo sempre queste location così, particolarmente belle, quindi molto molto bella, all'interno di questo palazzo nobiliare che comunque entra nella storia, quindi siamo proprio in quell'epoca. Faremo rivivere episodi della vita di questa Cassandra Politi, ripeto, una storia veramente molto potente. Spero, appunto, adesso faremo questa versione che chiaramente offriremo in streaming, perché per ora il teatro deve essere questo, e quindi sfrutteremo delle potenzialità che lo streaming comunque ci dà. Ma poi speriamo dalla primavera, così come insomma progettato, di poter avere invece il pubblico all'interno di queste stanze, di questo palazzo, e vivere veramente queste pagine molto intime di questo personaggio. Un'altra storia vera, come abbiamo sempre fatto, legata al mito appunto di Cassandra, questa profetessa esatto, greca. Noi
Gisella, felici di seguirti come sempre, perché quando noi sappiamo che ci sono le tue regie, già sappiamo che sono successi assodati e quindi ti seguiremo, continueremo a seguirti. Senti Sebastiano, ma ti volevo dire, fermarsi mai, volevo ti fare una dici? considerazione, perché diciamo, le bellissime regie di Gisella c'è chi le sostiene, nel senso che ci sono delle amministrazioni comunali che credono nella cultura, e io questo voglio sottolinearlo a partire dal nostro caro assessore Ettore Messina, dal sindaco di Marata, Tra l'altro, vero? ma anche noto l'amministrazione di Bonfanti, come in questo caso, che ha subito accolto l'idea di aprire Palazzo Nicolaci per lo spettacolo di Gisella, ma anche Portopalo con la Fortezza Spagnola. Quindi diciamo che ci sono delle amministrazioni e lungimiranti che puntano alla cultura per lo sviluppo del territorio e del turismo. Questo diciamolo e sottolineiamolo. Mi è piaciuto che tu lo dicessi, Sebastiano, perché è proprio vero quello che dici. Ci sono un po', io dico, delle figure che ricoprono ruoli politici che fortunatamente sono ancora, e torniamo poi al discorso iniziale, sono mossi dalla grande passione che è quella di portare avanti in primis gli interessi di una terra che ha bisogno veramente di dare tanto e di ricevere tanto. E quindi quello che tu dici è assolutamente vero, mi costa anche qui dirlo personalmente, un po' l'assessore Ettore Messina è stato un po' un visionario quando ha creduto che poter fare una comunicazione alternativa quest'estate, ecco poi perché scelto anche io Compro Siciliano, potesse essere una nuova formula che potesse arrivare in maniera capillare e in maniera anche più inclusiva. Senti Sebbi, tu continui a scrivere, a stare sopra i tuoi tasti. Hai un sogno? Ti piacerebbe un giorno scrivere su... Oddio, ho scritto tantissime cose e ho scritto di tantissime persone. Magari mi piacerebbe scrivere sul prossimo spettacolo di Gisella, magari uno spettacolo ancora più importante di quelle che ha fatto. Gisella, hai visto? Cioè io volevo portarlo un po' in giro, invece ritorna lì. E beh, ed effettivamente è proprio vero, perché dobbiamo parlare delle nostre eccellenze, quindi è proprio vero. Noi vi ringraziamo per aver accettato questa giornata da condividere con il popolo di Io Compro Siciliano, perché è importante dire questo, Giselle, lo state facendo anche organizzando questo spettacolo per dicembre, non fermarsi. Ritorneremo a vivere la nostra... Assolutamente, non è facile, la nostra categoria, penso che tu appunto hai avuto modo anche di raccontarlo, sta vivendo ancora un momento di grandissima crisi, ecco, che ha evidenziato tutti i problemi. Io vengo dal mondo del teatro, quindi sono principalmente, ovviamente ho sempre vissuto di teatro e sono circondata da persone di teatro, mi piace proprio chiamarle così. E di conseguenza quando ti tolgono il palcoscenico non ti stanno togliendo solo il lavoro, ti stanno togliendo la vita, perché la nostra vita gira attorno a queste realtà, ma di giorno, di notte, per i festivi, è veramente una parte di noi, quindi è stata molto dura, è molto dura. Speriamo invece, quindi ne approfitto proprio per lanciare ancora una volta questo messaggio, poiché appunto i musei, i teatri in realtà sono delle situazioni molto ben contingentate che ci permettono comunque di rispettare anche il distanziamento. Noi adesso stiamo lavorando ovviamente con tutte le difficoltà del caso, ma mantenendo il distanziamento, eccetera. Siamo dei creativi, quindi non ci facciamo ostacolare da questi problemi. Ecco, speriamo che, ecco, piuttosto che chiudere subito ed essere poi gli ultimi a riaprire, ci sia anche una possibilità, ecco, anche perché abbiamo bisogno di raccontare e di ascoltare queste storie, soprattutto in questo momento. Abbiamo bisogno di nutrirci di... E siamo perfettamente... Abbiamo perso un attimo Gisella, nutrirci sicuramente di arte, questo è fondamentale.
Bene, noi siamo arrivati a chiusura di questa puntata. Volevo ricordare al popolo di Io Compro Siciliano, mi raccomando, questo pomeriggio alle 18, tutti puntuali per pomeriggio special condotto da Norma Argento, un nuovo appuntamento per condividere la giornata con voi. C'è Selina Alcala che dice: non fermatevi artisti e operatori culturali, perché noi siamo sempre qui a pensarvi e ad aspettare con impazienza il giorno in cui potremo tornare a sognare grazie a voi ed applaudirvi. Beh, un bellissimo messaggio di Céline, e proprio con questo messaggio chiudiamo. Grazie alla grandiosa Gisella Calì per essere stata con noi. Grazie, forza Io Compro Siciliano, grazie Katiuska, sempre meravigliosa, grazie, tutto il team, siete veramente una forza. Grazie Gisella, un grazie ancora specialissimo a Sebastiano Diamante, grazie Sebi per aver accettato voi, un questo. abbraccio a te, a Davide e a tutta la crew di Io Compro Siciliano. Grazie. Beh, voi sapete, tutti gli ospiti ormai lo sanno, e anche i nostri 262.000 amici che ci seguono ormai ogni giorno da 8 mesi, che noi chiudiamo con i nostri ospiti nel nostro consueto modo. Gentilissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Venite un po' più vicini. Dai. Ok. Adesso dovreste per favore ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace, grazie per essere stati con noi. Un bacio Gisella, un bacio Seppi. E adesso, grazie Paolo Gatto e regia, sigla. Ciao! Ciao!